Mister Mauro Zironelli, vittoria con tris diretti in casa dell'Union Clodiense, insomma vittoria pesante, che vittoria è stata? Intanto una bella partita, nel senso combattuta, soprattutto all'inizio, anche durante, alla fine, nel senso una squadra forte, avevamo contro e non è stato facile, però la cosa che mi fa molto piacere è che abbiamo cambiato l'ordine degli addendi e il risultato non è cambiato, nel senso abbiamo fatto 9 cambi dalla partita prima e questo per me è un motivo di soddisfazione perché come ho sempre detto io cerco di guardare prima di scegliere uomini e dopo giocatori e la squadra ha dimostrato che non è mai facile fare 9 cambi su 11 rispetto alla partita prima e fare una partita del genere. Poi sono entrati altri ragazzi, come è successo nella partita prima, e ormai hanno capito che uno pedala, li stanca, l'altro entra e va ancora più forte, quindi questo è un po' il motto della squadra e questo mi fa enormemente piacere al di là dei risultati, delle giocate, eccetera. Poi ok, hanno sbagliato il rigore, potevano andare sull'1-1 e siamo stati bravi a fare il 2-1 e il 3-1, non mollare, non abbiamo rischiato niente negli ultimi 20 minuti, quindi tanta roba. Però non abbiamo fatto ancora niente, siamo contenti ma non abbiamo fatto ancora niente perché ovviamente il campionato è lunghissimo e ci sarà molto da lavorare, non siamo ancora al 100%, però stiamo crescendo tutti quanti. Era molto più facile cambiare tutti su una partita di Coppa Italia, no? E invece l'ho fatto oggi e questa è per me una grande dimostrazione di attaccamento e di collaborazione tra di loro, che è la cosa fondamentale per un allenatore.